Buongiorno cari amici di La Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Buon giovedì 7 dicembre 2023. Celebriamo oggi la memoria di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ambrogio è nato a Treviri nel 340 circa e diviene vescovo di Milano nel 374 per acclamazione del popolo. Ecco, i metodi erano un po' diversi rispetto a quelli a cui noi oggi siamo abituati. Fu un vescovo dedito al popolo affidatogli e instancabile predicatore. Questo lo testimoniano in modo particolare le numerose opere che abbiamo a disposizione. Nella notte fra il venerdì e il sabato santo del 397 è entrato nella Pasqua eterna del cielo. Sostenuti dall'intercessione di questo grande santo, Ambrogio, invochiamo all'inizio di questo giorno il dono dello Spirito perché apra il nostro cuore all'ascolto della parola del Vangelo. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola, dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo il brano che oggi la liturgia ci propone, tratto dal capitolo 7 del Vangelo secondo Matteo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Non dire Signore, Signore, ma compi la volontà del Padre. Questa è la provocazione che oggi il Signore ci offre attraverso la liturgia della Chiesa e lo fa con un'immagine molto plastica che conosciamo bene, ma sulla quale oggi abbiamo il dono di poterci soffermare ulteriormente. Il capitolo 7 conclude il discorso della montagna, iniziato con le Beatitudini al capitolo 5. Costruire sulla sabbia o costruire sulla roccia? Questa è la provocazione, questa è l'alternativa che Gesù pone. Ed è tutta questione di profondità. Perché il terreno, lo spazio, il luogo potrebbe essere anche lo stesso. La casa è la stessa e sono uguali persino la pioggia impetuosa, i fiumi straripanti e il vento gagliardo. La differenza, però, la fa la profondità delle fondamenta. Ecco, se il costruttore si accontenta della superficie, troverà semplicemente il terreno sabbioso. La rovina è assicurata, dice Gesù. Se invece accetta la sfida e la fatica di scendere in profondità,
allora quella casa sarà solida. Costruiamo dunque la nostra giornata, la nostra vita sulla roccia che è il Signore Gesù, scendendo in profondità con Lui. E per fare questo dobbiamo dedicare tempo alla nostra personale relazione con Lui. Il profeta Isaia, nella prima lettura di oggi, ci invita proprio a fare questo. Dice così: confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Viviamo il tempo per la nostra relazione col Signore e poi diamo concretezza a questa relazione nelle situazioni che viviamo, attraverso gli incontri che facciamo. Lì abbiamo l'occasione per mettere in pratica quanto sgorga dalla relazione personale col Signore e dall'ascolto della Sua parola. Fra i testi di Sant'Ambrogio vi troviamo diversi inni per la liturgia. Ecco, nel giorno della sua memoria facciamo nostre alcune sue parole che vogliono concludere questo breve momento di condivisione col vivo desiderio, ecco, di rimanere saldi nella roccia eterna che è il Signore Gesù. Ambrogio ci invita a pregare così: splendore della gloria del Padre, che trai luce dalla luce, giorno che illumini il giorno. Tu, vero sole, che splendi d'intenso fulgore. Vieni, infondi nei nostri cuori la luce radiosa dello Spirito Santo. Cristo sia nostro cibo, sia nostra bevanda la fede. Lieti attingiamo alla sobria ebbrezza dello Spirito. Trascorra lieto questo giorno. L'aurora procede nella sua corsa. Tutto si mostri aurora, tutto il Figlio del Padre, tutto il Padre nel Verbo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata.